Amici bellini, ci avviciniamo abbastanza in fretta alla prossima di campionato, perché venerdì, quindi giovedì ci sarà conferenza, però ieri, tra un premio e l'altro del Gran Galà, si è chiusa la 14ª giornata con una secca vittoria del Torino sull'Atalanta, quindi cominciamo. È proprio un martedì pazzesco, quelli che seguono da tanto tempo sanno a cosa mi riferisco. Benvenuto John Slifer, benvenuto, non so pronunciare il tuo nome, c'è chi non sa, lasciate un like un attimo, perché io ho queste mie sfide personali assurde. No, perché alla fine quando mi ingrippo sul fatto non sapete pronunciare Kvar, e nessuno poi, quelli che non l'hanno mai comunque imparato, una cosa è pronunciarlo e una cosa è addirittura scriverlo, perché devo allargare. L'amico giornalista Giorgiano dice: io capisco che non lo sapete pronunciare, ma potete fare copia e incolla. Allargo un attimo l'immagine per farvi vedere questa roba. Vabbè, io resto senza parole. Onestamente non ho più cosa dire, ma ci sono cose molto più sfiziose di questa. Insomma, ieri Gatti ha vinto il premio Fair Play, ma andiamo con calma a parlarne, poi ne parliamo di questa cosa qua. Analisi tattica: è finita la 14ª giornata e registriamo proprio con la partita Torino-Atalanta il min XG, cioè la squadra che ha creato meno presupposti da rete, meno expected goal in una partita. Quindi Atalanta con 0,35 registra il minimo XG, e tornando indietro si è cominciato con Monza-Juventus, ma per pochissimo la Juventus non raggiunge la Fiorentina, che fa con 3.07 il max XG. La Juventus ovviamente dobbiamo considerare che hanno avuto il rigore, anche sbagliato quindi l'occasione, la successiva azione di Vlahovic con il rigore. Parliamone sicuramente. Partendo da Monza-Juventus, una partita che insomma finisce al cardiopalma, perché sembrava fosse tutto fatto al 90°+1, e invece proprio Gatti, è una cosa incredibile. Quindi segnaliamo Juventus che come al solito rinuncia, anche probabilmente volontariamente, al possesso palla. Sappiamo che il Monza ha questa idea tra le sue caratteristiche comunque di far girare palla. Arrivano però a parecchi più tiri totali, su più tiri in porta per la Juventus, quindi questo noi lo cominciamo ad analizzare anche in prospettiva della prossima partita. Sarà veramente veramente tosta, ragazzi, perché stanno lì, aspettano, sanno come farlo, sanno come contrattaccare, sono potenti fisicamente, hanno i colpi per farti male, e si può ragionare sul gioco, sul non gioco. Alla fine stanno facendo filotti e sono lì belli in pianta stabile in classifica. Quindi si comincia con questo rigore sbagliato da Vlahovic, conquistato da Cambiaso. Di Gregorio ancora una volta protagonista importante. Ci saranno negli screenshot che ho scelto per ogni partita molti portieri, perché fanno la differenza. Ma si parla sempre, no, di Meret eccetera eccetera, i portieri a volte ti danno punti, ti danno vittorie. In questo caso il doppio miracolo di De Gregorio non basterà per portare punti al Monza, però si conferma un grandissimo portiere. Nel calcio d'angolo poi successivo svetta Rabiot e porta in vantaggio la Juve. Un cross a tutti gli effetti di Valentin Carboni porta il Monza in parità allo scadere, ma lo stesso Rabiot porterà poi arriverà al cross per Gatti, che la svirgola e poi la mette in porta. Non finisce proprio lì, perché proprio Valentin Carboni avrà un'altra occasione nel finalissimissimo, ma la Juventus porta a casa un'altra vittoria, e in questo caso si portò momentaneamente prima in classifica. Genoa-Empoli invece finisce 1-1, la cura Andreazzoli, al di là delle battute. È bello rivedere, visto che il calcio moderno ci propone meno gol dalla distanza in generale, è bello rivedere uno come Malinowski che ha proprio come caratteristica sua principale il calcio, il bel calcio, il calcio forte, preciso, un sinistro micidiale, e lo esplode anche dalla distanza. E onestamente, da amante del calcio, questo è un gesto tecnico che non vorrei perdere, no? Gli XG
ti portano sempre a fare più punteggio se arrivi in porta col pallone, più ti avvicini più sono alti gli XG. È bello vedere un gol dalla distanza, e questo è il secondo che Malinowski fa consecutivo, bello da vedere. C'è anche una traversa di Messias prima del gol di Malinowski e Cancellieri porterà poi l'Empoli sul pareggio. Tanti tiri in porta, tanti tiri totali per il Genoa, però vedono poco la porta, un tiro in porta per parte, molto equilibrio, non tanti passaggi, non tanta precisione, molti falli per l'Empoli, ricordiamo sempre la storia dei falli, e questa è la situazione nei bassi fondi della classifica, anche se già diciamo l'Empoli sta un pochino più in pericolo, il Genoa sta qui, sta un pochino più tranquillo. Lazio-Cagliari finisce solo 1-0, però la Lazio, come abbiamo visto, ha creato parecchi XG, arriva a 2,50, quindi non malissimo. 5 tiri finiscono in porta e Scuffè fa 2 o 3 parate anche importanti. Torna al gol Pedro e poi c'è quello che praticamente porterà a una partita un po' più tranquilla per la Lazio, perché c'è il cartellino rosso per Makumbu, che all'inizio era stato ammonito, poi interviene il VAR, si vede che effettivamente Guendouzi era una chiara occasione da gol, praticamente lui è il portiere. Sì, c'è un altro difensore del Cagliari che sta recuperando, però rivedendolo probabilmente, ecco, mettiamoci un attimo la sciarpa della Lazio, avremmo tutti detto questa è una chiara occasione da gol, devi espellere. Ti metti la sciarpa del Cagliari, dici ma quello sta tornando, però non è proprio grigia, secondo me questa era netta. Però il Cagliari fino alla fine mette qualche brivido alla Lazio, perché c'è un colpo di testa di Pavoletti sullo scadere, grandissima parata di Provedel. Ecco, in questo caso la parata di Provedel ti porta 3 punti, te ne porta almeno 2 in più di quelli che potresti avere, e anche Oristanio fa un pallonetto nel finalissimo e l'uscita di Provedel ovviamente non gli permette di essere preciso nel pallonetto, quindi anche in questo caso portiere decisivo, senza dubbio. E a proposito di portieri decisivi, dobbiamo parlare ovviamente di Maignan, perché in questa partita tra Milan e Frosinone il Milan fa 3 tiri in porta, 3 gol. Questa già è una notizia. 3 tiri in porta li fa anche il Frosinone, però Maignan è protagonista. Addirittura più possesso palla per il Frosinone, 47% invece per il Milan, che è costretto anche a fare più falli rispetto al Frosinone. Il Frosinone è una bella squadretta che gioca a pallone. Segnaliamo Teo Hernandez, difensore centrale sinistro in questa partita. Milan che sta un po' in difficoltà con i difensori, si stanno adattando, però un Teo Hernandez difensore centrale ti garantisce tanta spinta, perché poi come sue caratteristiche tende a prendere il pallone e ad andare in avanti. Questo è una chiave tattica interessante, e arriva finalmente al gol anche Jovic. Ovviamente quello che si segnala è che Maignan fa la parata decisiva intorno al 40° del primo tempo, e subito dopo il Milan trova il vantaggio con Jovic. Era questo di cui vi parlavo quando c'è stata quella bella parata di Meretta a fine primo tempo. Lì dovevi tu approfittare per far valere la legge del calcio, e invece no, trova Jovic il suo primo gol. E poi nella ripresa Maignan anche assist per Pulisic. In questo caso io devo guardarlo un attimo quello che è successo al mio fantacalcio, perché ce li avevo entrambi e vediamo se è bastato per fare il risultato. Dovrebbe essere andata bene, perché poi anche Cambiaso ci avevo preso l'assist riquadrato. Purtroppo il gol è l'assist di Barelli, Pulisic che fa pure lui con le A. Mi è andata bene, tra rumori vari è andata bene, e poi gol di Tomori su colpo di su torre di Jovic, quindi chiude praticamente la pratica il Milan. Poi arriva il gol di Brescianini della bandiera, un calcio di punizione che era più un cross dove non interviene nessuno, classica situazione che porta Lecce-Bologna. Anche finisce al fotofinish, Bologna che non parte con Zirkzee titolare, questa già è una notizia. Entrerà poi nel secondo tempo, però gran bel gol di Ligo Giannis su punizione, però non chiude la partita all'occasione del 2-0, un'occasione abbastanza facile, e la sbaglia, e lì poi viene punito il Bologna nel finalissimo. Sale alla disperata Falcò su un calcio d'angolo e la palla si muove, poi alla fine
lui verrà leggermente, se vogliamo, leggermente strattonato. Le sue dichiarazioni sono anche particolari. Dice: ho sentito un tocco, mi sono buttato, appena ho sentito il tocco mi sono buttato e mi sono pigliato il rigore. Non sono neanche abituati probabilmente i portieri a essere un po' più diplomatici quando descrivono le azioni che hanno portato a certi gol. Siamo nella logica. Volete smettere di grattare il terreno? Che state grattando proprio l'asfalto? No. Insomma, Piccoli fa 1-1, grandi proteste perché il rigore non convinceva, però il Bologna non perde. Noi l'abbiamo, non vi ho fatto vedere la classifica, però è quella che insomma è una classifica tremenda, perché guardate in quante squadre, quanti pochi punti tutte queste squadre, dalla Roma alla Lazio ci sono solo 4 punti. La Lazio che sta facendo un campionato disastroso comunque sta lì e la prossima giornata adesso la vedremo, insomma non è facile e si segnala, vedi, la Roma ha segnato un gol più di noi e ne ha subito uno in meno. Ricordiamo che la Roma aveva fatto quella goleada contro l'Empoli, che ovviamente è esposta in questo momento, però come risultati siamo proprio lì: 7 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. La Fiorentina fa un bel salto in avanti. Il Bologna, vedete, perde poco, solo 2 partite ha perso, però segna poco, ha una grande difesa, però in questo momento non segnano tantissimo, è lì che poi ti vengono a mancare, ci sono i troppi pareggi proprio per Atalanta, se ne sta scendendo un pochino, ma stanno lì. Ed eccoci al 3-0 secco della Fiorentina contro la Salernitana. Rigore guadagnato da Arthur che porta al gol di Beltrán sul rigore. E poi un giocatore che a me aveva sempre affascinato, un giocatore che poteva prendere probabilmente l'eredità di Insigne per caratteristiche, giovane, mi è sempre piaciuto. Poi si è perso un po' per strada, forse un po' discontinuo, non ha avuto nemmeno però sempre la garanzia di giocare titolare. Sottil ha dei colpi, se Sottil para anche, io credo che gli manchi un pochino di fase difensiva, no? Di attitudine anche alla difesa, che serve ai allenatori moderni, specialmente una squadra come la Fiorentina. Ecco, se trova anche questo, un po' più di continuità, potrebbe diventare titolare. Fa un gol da urlo, un gol bellissimo, e anche alla fine l'assist con grande altruismo per il 3-0 di Bonaventura. Segnaliamo anche una traversa per i Cuemesi, clamorosa per la Salernitana, e il portiere di riserva Costil che comunque fa degli interventi importanti, quindi sta andando male per la Salernitana, che langue, la classifica langue, anche loro languono, insomma, a 8 punti, ultimissimi in classifica. Sono rumori inspiegabili. Io studiavo le partite e non c'erano tutti questi rumori, adesso che devo registrare. 6 gol, partita divertente tra Udinese e Verona. Ricordiamo sempre che l'Udinese salgono sempre di più, gli XG dell'Udinese sta cercando di trovare un pochino più di concretezza. Se Lucca fa il suo dovere ed entra in continuità, ecco che possono aver risolto il problema del gol. Vedete che per XG l'Udinese sta salendo sempre di più. Vedete, io poi non voglio ripetermi, però dovete capire che ecco perché noi facciamo il recap. Io ho detto che l'Udinese per fisicità, no? Per attacco, con continuità e con fisicità alla porta avversaria, le crea le occasioni, poi non sono precisissime. Guardate qui, dopo Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan c'è l'Udinese a creare più presupposti. Poi non segnano tutti questi gol, tutti i gol che dovrebbero creare, tant'è vero che è la squadra che dovrebbe segnare 8 gol in più, la squadra ha il massimo differenziale tra XG creati e gol fatti, 8 in più, quindi hanno segnato 8 gol in meno praticamente, e 3 ne fanno in questa partita. Primo gol di Cabesele, poi il gol di Lucca, che poi Lucca farà poi la doppietta. Rigore per Djuric, fa un gol Ngonge che è qualcosa di spettacolare, è lui che si merita la copertina di questa partita, perché la rovesciata già di per sé è un gesto tecnico bellissimo, ma quando la rovesciata la riesci a fare tra 4 difensori avversari, riesci anche a non fare fallo, perché di solito quando fai la rovesciata c'è sempre il pericolo di essere un'azione pericolosa per l'incolumità dell'avversario, quindi ti fischiano fallo contro. Lì serve il coraggio del difensore, mettersi anche
in traiettoria della possibile rovesciata, lo prendi un colpo, prendi una pallonata, prendi una scarpata e lì eviti il peggio. In questo caso non avviene. Grandissimo gol di Ngonge, poi ne segna un altro Lucca, c'è un palo di Tuven, quindi ancora i XG dell'Udinese, e alla fine sul finalissimo Henry 97+7, tantissimi gol nel recupero inoltrato in questa giornata. La Roma con il Sassuolo ribalta una situazione difficile, complice anche un cartellino rosso che poi mette in difficoltà il Sassuolo, che passa in vantaggio con Enrique, tiro cross di Berardi, insomma lo sappiamo se voleva crossare o meno, ma Enrique è lì a ribadire in rete. Consigli fa una parata bellissima, ne fa 2 nel primo tempo su Dybala, la seconda è veramente bellissima, e nel momento in cui Lukaku appoggia il pallone per Dybala già gridi al gol, perché poi Dybala da lì trova sempre la porta, è proprio uno dei gol suoi, ma si allunga in volo, Consigli e la mette in angolo. Non basta però questa volta la grande prestazione del portiere non porta punti, c'è il rosso per Bologa, brutto intervento, e poi c'è il cambio decisivo, entra Christensen per Karsdorp. Prima di tutto si prende un rigore che, insomma, stiamo parlando di rigori, vogliamo dire che quello là di Osimhen questo qua è proprio inventato, e con il VAR non si può proprio discutere, perché si vede che perde proprio lui l'appoggio, si sta girando, non lo tocca nessuno, mette il piede lui su una scarpa del Sassuolo, quindi inciampa, scivola, una roba veramente inspiegabile, e segna Dybala il rigore, e poi gli ritornerà il favore Dybala con un bel colpo di tacco, e Christensen spara dal limite dell'area, deviazione che crea una palombella impossibile per Consigli. 2-1 per la Roma nella giornata praticamente di Lukaku, però la Roma crea presupposti, 7 tiri in porta, 77% di possesso palla, 616 passaggi. La Roma è in crescita, attenzione, la Roma è in crescita. Napoli-Inter abbiamo ampiamente parlato, quindi lo stendiamo, il velino pietoso. E bella favola per Zapata, ho ascoltato anche dell'intervista, lui commosso, dice insomma sono rimasto male nel modo in cui me ne sono andato, la doppietta all'Atalanta gli ha fatto sicuramente piacere, si conferma un momento non brillante per l'Atalanta, bene aver approfittato di questo momento vincendo lì a Bergamo. Zapata apre le danze, poi c'è un rigore Scalvini Buongiorno, due che possono essere coppia della nazionale del futuro, perché sono loro insomma due difensori talentuosi e giovani importanti. Segnalavo agli amici che Buongiorno verso il 40esimo, quindi ancora nel primo tempo, compie 3 falli, cioè solo lui aveva compiuto in mezzo tempo più falli di tutto il Napoli in tutta la partita con l'Inter. Sono dati che fanno riflettere. Quindi segna il rigore Sanabria, poi nel finalissimo Zapata chiude la gara. E scelgo questo frame, questo screenshot nello specifico perché adoro Vlasic, proprio uno di quei giocatori che era in orbita Napoli e secondo me avrebbe fatto molto bene, a spunto, a dribbling, a tecnica, vede la porta, capisce quando deve passarla invece di tirare, veramente un bel giocatore. Insomma, tant'è, venerdì si ricomincia con la partita delle partite tra Juventus e Napoli, e volendo vedere un pochino le squadre che ci interessano, perché abbiamo visto con la classifica, cerchiamo di non considerare ancora Atalanta e Lazio, perché se anche vincessero si porterebbero a 23 e quindi ancora non in range, però dobbiamo stare attenti a Bologna, Fiorentina e Roma, e quindi il Bologna va a Salerno, Roma e Fiorentina si incontrano, e quindi speriamo insomma si diano fastidio, dobbiamo sperare, ecco. Chiedo anche a voi, si spera in un pareggio così perdono 2 punti a testa, o in una vittoria della Fiorentina così almeno la Roma ha una fermata, una botta di arresto, come si dice, insomma un inciampo importante, considerando magari la Fiorentina che non sia una sorella per il 4º posto e quindi non ci possa dare fastidio sul lungo. È una scelta che poi possiamo pure farla, ma poi non cambia niente, non possiamo andare in campo noi. Atalanta-Milan sarà
sarà interessante da vedere. Sono due squadre che possono fare grandissime prestazioni come possono scivolare. Verona-Lazio non dovrebbe essere in discussione, Inter-Udinese non dovrebbe essere in discussione, Monza-Genoa sarà sfiziosa, Torino-Frosinone sarà sfiziosa, Frosinone-Torino, e poi queste partite il lunedì se le vedono solo i tifosi di Empoli, Lecce, Cagliari, Sassuolo e quelli che devono fare il recap poi dopo. Così non vi siete iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, non vi siete iscritti al canale, avete anche dimenticato di lasciare i like, ed è qui che lascerete i like con un Ambrabamo tattico mentre si svolgeva il galà del calcio, dove il Napoli fa incetta di premi, miglior società, miglior allenatore, Kim, Osimhen, Kvara, Lobotka, Di Lorenzo, eccetera eccetera. Nel multiuniverso di Tutto Sport fanno un premio tutto loro, che è il Golden Boy, dove premiano Bellingham, eccetera eccetera. Non ho approfondito sinceramente, perché quando poi vedo che assegnano a Gatti il premio, la targa Scirea, la tomba si dovrà ribaltare, il premio Fair Play, perché tu puoi dare il premio miglior giovane, sicuramente è un giocatore che probabilmente è il futuro della nazionale, anche decisivo in certe partite, anche con qualche gol, quell'attitudine giusta per prendere l'eredità di Chiellini, tu gli dai il premio Fair Play. Quando, se non è una barzelletta questa, io non so, ed è il multiuniverso è qualcosa che noi non pensavamo di dover vivere in prima persona così presto, pensavamo ci fosse ancora un po' di tempo, e invece è già qui, perché in tutte le narrazioni, a seconda da dove provengono, esistono delle verità assolute pazzesche, che ognuno non può confutare a meno che non fa parte di quel mondo lì. Per esempio c'è qualcuno che diceva nel Gran Galà del calcio nessun voto, nessun premio per la seconda in classifica Lazio, sai, Provedelle eccetera eccetera. C'è chi poi si lamentava della presenza di alcuni giocatori dell'Inter, giocatori del Milan, perché poi c'è Leao, c'è Barella, c'è Bastoni. Allora tu ti aspetti un pochino, e se vai a leggere poi i commenti generali tu non capisci che quello è così. Allora c'è una violenza assoluta nell'affermare le proprie verità che probabilmente mi allontanerà da Twitter, non lo so. Io ci sto provando perché ci devi stare, voglio capire anche i punti di vista degli altri, però se io vi dico, anche cercando di mantenere un certo equilibrio, che il fallo su Lobotka ci può stare o no, però vedi, dico il fallo di Lobotka perché lo portano come fallo di Lobotka, allora proprio veramente il mondo alla rovescia, e così diventa difficile raccontare il calcio senza far parte proprio di una scuderia. Io sinceramente sono tifoso del Napoli dichiarato. Quelli che invece lo raccontano da giornalisti che dovrebbero essere obiettivi, oggettivi e senza sciarpa, almeno da lì uno si vuole aspettare un pochino di obiettività. Non c'è. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi aspetto domani per nuovi contenuti. Voi state sempre là pronti, c'è il canale Telegram, ci sono tutti i social, e aspettatevi sempre qualche contenuto, perché può arrivare tardi, magari in Italia verso la sera, il pomeriggio sera, però io ci lavoro.